Preciso, preciso. Adesso che sai cos'è il muro doppio più e la ricezione doppio più cos'è? Dai il microfono qui al nostro amico. Come ti chiami tu? Daniele. No, ma devi tenere il microfono in mano. E la ricezione doppio più cos'è? Vediamo È un la po'. rete in cui si fa punto. La ricezione doppio più. Prova a pensare un po', vediamo un po'. Te lo dice Santiago, che è un palleggiatore che lui è proprio contento tanto quando infatti, c'è la ricezione doppio più. Ascolta che te lo spiego. La ricezione è quella che piace di più a me, quella che non mi devo spostare più di tanto, quella perfetta, quella che arriva proprio precisa lì nel posto 2-3. Hai capito? Quando tu che ricevi dai il pallone preciso in mano al palleggiatore, quella si chiama doppio più. Un'altra cosa che hai imparato. Caro Presidente, ti torno il microfono. Achille Zambon, allora com'è questa società, questo Dream Volley, questo sogno, com'è questo nome? Un sogno, effettivamente. Ma l'esperienza del Dream Volley risale ancora agli anni '80, quando insieme col GS e Piazzola univa le due società di basket e volley. Poi dal 2000 il Dream Volley. Il Dream Volley è una realtà, direi, importante, numerosa, circa 160 atleti e un folto gruppo di dirigenti che danno sicuramente una mano, perché poi voglio dire, il presidente è la figura così rappresentativa della società, ma io sono anche un po' tranquillo e contento di avere attorno a me un folto numero di persone che fanno sì che la società, insomma, negli anni sia incrementata col numero e quindi... Come siete con gli arbitri di Ma società? allora, Perché sì, è ecco, giusto che parlavate prima di arbitri. Io ogni anno cerco di fare giustamente pressione su alcuni genitori, perché voglio dire, io attingo sempre alla disponibilità dei genitori per quanto riguarda gli arbitri, i segnapunti, i futuri allenatori, eccetera. Anche quest'anno mi sono prodigato, ne abbiamo uno che dovrebbe iniziare, forse è saltata la prima lezione, però dovrebbe iniziare. Insomma, è proprio la ecco, prima, quindi, quella delle investiture. che getta le basi, no? Io ho detto tranquillo che se anche ne manchi 2 o 3 poi ti danno, no, ma non è vero forse, adesso Non è vero, vedo che Pettenello fa una faccia stranissima, per cui... Non è vero, no, sto scherzando, effettivamente no, sono figure importanti, insomma siamo abbastanza messi bene, però guardando al futuro e guardando che poi per vari motivi lasciano perché magari il figlio o la figlia non gioca più, eccetera, è importante sempre incrementare queste figure. Davide, scusa, è una caratteristica di Padova questa di avere gli arbitri o ormai sta diventando una caratteristica di molti comitati provinciali? Bah, diciamo che Padova ne ha forte bisogno, giusto per i numeri che abbiamo dato prima, abbiamo notevole bisogno dell'aiuto delle società e quindi degli arbitri associati che possono andare a coprire soprattutto magari... Arbitri associati si associati, sì. Questo è il nome? Sì, nel senso che sono dirigenti, esatto, che svolgono le funzioni di arbitri associati. È chiaro che vanno a coprire tutte quelle gare a livello giovanile, che quindi magari insomma, si presuppone il livello magari di gioco, le difficoltà siano minori, ci sia più spazio alla sportività rispetto magari ai campionati di categoria dove l'agonismo diventa un po' più acceso. E quindi contiamo molto su queste figure. Il corso è iniziato lunedì degli arbitri associati. Beh, adesso non devi rimproverarlo in diretta, voglio dire, adesso puoi anche farne a meno. No, oggi c'è la seconda serata, speriamo. Sì. Beh, doveva essere qui, no? Invece cioè, se non è qui, è al corso, assolutamente. A livello tecnico invece con Simone Menegatto, che è un po' il referente tecnico di molte squadre, vedo qui. Under 16, 18 e seconda divisione, corretto? Sì. Microfono vicino? Sì, grazie. Un bel gruppo. Un bel impegno, perché su 7 giorni sei in palestra. E quindi ti danno da fare? Sì, però mi diverto. Ti diverti? Sì, ti diverti. se no non lo farei. No, assolutamente. Accanto a te, se non sbaglio, correggetemi, Katia, eccola qui, che invece è la responsabile del mini volley, che è questo gruppo dove forse di cui fanno parte, eccoli qua, che alzano la mano. Voi no, voi siete più grandi. Mini volley anche voi? Ah, ecco, infatti dicevano. Quindi mini volley è questo angolo qua. Questo angolo qui, sono 35, variano dai 7 agli 11 anni, sono abbastanza bravi, un po' discoli ma è l'età giusta, diciamo. E dopo 8 ore di scuola è giusto che si scatenino un po', insomma, ecco. E lavoriamo sulla motoria applicata al volley, naturalmente. Bene. Cosa bisogna fare per prenderli così piccoli e farli appassionare? Perché ne parlavamo con Marco Meoni la settimana scorsa, che insomma voglio dire, tecnicamente è uno che può dire la sua.
diceva, è chiaro che la pallavolo non è uno sport, il gesto tecnico della pallavolo Certo. non è un gesto naturale, nessuno si sogna di prendere, a palleggiare un pallone o fare un Esatto. bagger naturalmente, ti viene a dare un calcio piuttosto. Quindi qual è il rischio? Cosa bisogna fare perché un bimbo di questa età non si stanchi magari nel non riuscire a fare correttamente il gesto tecnico? Beh, intanto bisogna prenderla in un modo ludico, dargli degli obiettivi, dargli dei punteggi naturalmente, coinvolgerli con varie emozioni. Si parla soprattutto di emozioni perché sennò si stancano subito. Certo. Ecco, loro hanno solo un'ora, un'ora e mezza, quindi è poco tempo, ma bisogna cercare di portare i bimbi appunto a fare questa attività nel modo più specifico, insomma. A quanti anni hai iniziato a giocare a pallavolo, Santiago? Che ho questa curiosità. Mio padre fa l'allenatore di pallavolo, attualmente è l'allenatore nazionale femminile argentino. Sì, ti abbiamo visto nelle foto. Quindi io sono nato con il pallone di pallavolo, anche se io ho giocato calcio fino ai 12-13 anni. Sì. Infatti, quando hai detto ti viene prima da calciare il pallone, io sì, giocavo calcio al pallone. Però in un club ho iniziato a giocare ai 13 anni. Sì. Ma è vero comunque, Max, non ti viene proprio da dire, quando tu butti un pallone a un bambino così, questo o lo blocca o gli dà un calcio. Sì, senza... Tu invece hai iniziato? Se faccio a Sandro non lo chiedo perché... No, Sandro potrebbe essere l'arbitro associato di Pallavolo Padova. Oh, perfetto, queste cose, no? È una grande idea, è una grande idea. Così. No, ce l'abbiamo già. Ce l'abbiamo già, sì, ma tu come arbitro saresti perfetto. No, ce l'abbiamo già, Stefano Santuzza. Sì, che arbitra... Qualche arbitra non aprire quel file. No. Devo dire, scusa Max che ti ho interrotto, ma Santiago che insomma, è un po' più giovane di Padova, qui da un anno, poco più. Tu sai che ogni anno facciamo la sfida giornalisti soci e l'arbitro è purtroppo sempre Stefano Santuzza che puntualmente decide la partita a favore dei soci. Ma ti lamenti sempre però. Mi lamento ti sempre, lamenti con gli arbitri. Allora quest'anno chiedo ufficialmente già non posso andare contro. No, chiedo a Davide Pettenello che ci mandi un arbitro federale. Perché Santuzzo è proprio l'arbitro associato per eccellenza, o meglio, come non deve essere l'arbitro associato, assolutamente a favore della propria società. Sì, diciamo che anche l'arbitro associato deve essere imparziale. Quindi... No, Santuzzo non lo è, te lo posso garantire, guarda, abbiamo visto di quelle cose. Max, ti ho interrotto. Tu hai iniziato anche tu? Sì, piccolino? Sì, piccolino. Mini volley c'era già? Ai nostri tempi sì, c'era già. Sì, ma ai tuoi, io sono più vecchio di te, 10 anni. 10 anni. 10 anni. 14, sono tutta la solita storia con le giovanili. Invece voi a che età li fate iniziare? Noi iniziamo addirittura ai 6 anni. Ai 6 anni? Sì, e comunque c'è da sottolineare che a questa età hanno ancora paura di prendere la palla in mano e quindi bisogna adattarli appunto. Beh, qui si apre tra l'altro penso anche una parentesi sulla manualità dei bambini che viene sempre meno a tutti i livelli. Soprattutto coordinazione perché non sanno correre, non sanno saltare, non sanno arrampicarsi, bisogna adattarli anche a questo, insomma. Sono sempre davanti alla TV, cartoni animati. Assolutamente. Chiedo il microfono che torno al Presidente perché avete molte squadre, quindi anche molti obiettivi, credo, quest'anno. Ma sì, sicuramente l'anno scorso è stata una stagione positiva. Abbiamo vinto 2 titoli Under 13 misto e Under 16 a livello provinciale, quindi molto molto contenti. Questo premia il lavoro che stiamo portando avanti, un lavoro, ripeto, con tanta passione e tanti genitori che hanno a cuore la pallavolo, insomma, con tanta passione, ecco. Noi la squadra, voglio sottolineare una cosa, la squadra più alta che abbiamo, tra virgolette, è una seconda divisione, niente di che, ovviamente, qui mi trovo davanti a dei mostri, diciamo così, della pallavolo, però effettivamente noi puntiamo soprattutto sulla promozione dello sport, facciamo molte attività assieme alle scuole, all'interno delle scuole, in collaborazione con l'amministrazione comunale, anche perché ricordo che ormai il maestro di educazione fisica, il professore di educazione non c'è più. Esatto. Hanno tagliato questa figura e quindi noi ci proponiamo come sostituti. E vediamo che tutto sommato, insomma, il lavoro che stiamo facendo è mi sembra un bel lavoro. Assolutamente incommiabile. Incommiabile, insomma, grazie. Però voglio dire, ci vorrà del tempo per vedere sicuramente i risultati, perché dopo qualche campioncino verrà anche fuori anche da noi, insomma, nella nostra piccola realtà. Certo, assolutamente. Sandro, cominciamo a proiettarci, siamo quasi in chiusura alla partita di domenica, abbiamo lanciato il sasso prima, la partita abbiamo detto fondamentale con Molfetta alle 18 al Pala Fabris, terza domenica di fila di pallavolo a Padova. Lo dicevamo nella scheda per i tifosi, è vero che non c'è l'autografo di Vettori o di Atanasiewicz o di qualche big, ma queste sono le partite dove bisogna essere presenti, no?
Ma sicuramente ci sarà bisogno del nostro pubblico, che io sono molto, molto contento dell'afflusso che c'è stato fino a questo momento. I tifosi stanno organizzando, teniamo presente che la trasferta di Trento, comunque un centinaio di persone col pullman sono arrivate. C'è seguito, io penso che da parte di tutti i ragazzi sia la volontà di fare un'ottima prestazione. Avremo un ex che è episcopo, che l'abbiamo avuto qua diversi. Che ha giocato benissimo domenica, tra l'altro, ha fatto 18 punti, quindi 18 punti, sì. Ecco, per cui, molti a muro, visto. Per cui sarà un osso duro anche lui. Speriamo di ottenere un buon risultato, diciamo, iniziando da domenica, poi proseguire a San Sepolcro e poi in casa con Milano. Ci sono 3 partite in cui partite in cui c'è la possibilità quantomeno di giocare allo stesso livello dell'avversario. Vediamo anche in grafica il quadro completo del prossimo turno, così vediamo un po' tutte le partite della prossima domenica, eccole qua che arrivano in grafica. Macerata con Piacenza, questa è davvero una bella partita. Perugia con Verona, altrettanto bella partita vista la forma della squadra di Gianni in questo momento. Trento che ospita Milano, Monza che ospita Ravenna, Tonazzo Padova, abbiamo detto, con Molfetta alle 18 al Palla Fabris, e Latina che ospita Alto Tevere. Max, in chiusura, ti aspettavi un avvio di campionato di questo genere? Ci sono sorprese positive o negative che ti hanno colpito fino a questo momento? No, non direi particolarmente. Come dicevamo all'inizio, si sapeva che ci sarebbe stata questa grossa differenza tra le squadre di vertice e quelle che invece puntano a fare un campionato più, diciamo, appunto, di seconda fascia. Quello che devono essere bravi, secondo me, i ragazzi è cercare di mantenere il livello di gioco che hanno avuto con le squadre forti, perché è paradossalmente più facile, veramente non avendo granché da perdere, giocare bene come hanno giocato, perché al di là del risultato che non è venuto hanno fatto delle belle prestazioni. Tu dici che paradossalmente potrebbe essere più complicato adesso che comincia ad avere un po' di pressione addosso. Sì, questo credo che sia, un bel banco poi di Santiago prova magari anche. può confermarlo, sì, una cosa magari per una squadra non tanto esperta, difficile da affrontare. Se loro giocano con la caparbietà su ogni pallone che hanno fatto, che hanno dimostrato nelle partite perlomeno che ho visto io in casa, sono in grado di fare il risultato con delle squadre più a loro portata come può essere Molfetta. Non che sia facile. Capo applauso. Ti sei un po' distratto, capo applauso. Capo applauso, sto parlando con te. No, buonasera, siamo TV7, mani fuori, pallavolo, ok? Allora adesso parti tu, perché dovete farvi un bel applauso per tutto il Dream Volley, perché siete stati tantissimi e molto bravi. Parti tu con l'applauso e gli altri ti vengono dietro, vediamo? Applauso quindi per il Dream Volley che ci ha seguito questa sera. Io ringrazio, adesso tu parti con gli applausi, Santiago Orduna, palleggiatore della Tonazzo Padova, Sandro Camporese, team manager Tonazzo, Max Tomalino, procuratore agente sportivo, grazie Max, grazie a voi. Corso arbitri, Davide Pettenello, a tutti quelli che vogliono iniziare questa nuova carriera. L'appuntamento è chiaramente cosa devono fare? Telefonare, sito? Sì, ci sono gli ragazzi, sì, il sito FIPAV o la mail, diciamo. L'importante è che ci siano persone che abbiano voglia di arbitrare queste 160 partite settimanali. Bene, l'appuntamento in campo è per domenica alle 18, Palla Fabris, Tonazzo contro Molfetta. Noi come sempre vi aspettiamo puntuali mercoledì prossimo alle 21 su TV7 News. Buonanotte!